anni sono dedicate moltissime sagre. Noi siamo andati appunto in un luogo dove da 35 anni si organizza la Sagra della Varola, che è appunto una particolare castagna della Basilicata. Ce la racconta Elisa Silvestrini. L'incantevole regione della Basilicata si tinge dei colori dell'autunno e celebra una delle regine di questo territorio, la castagna. Siamo a Melfi, in provincia di Potenza, dove ogni anno si festeggia il marroncino di Melfi con la famosa Sagra della Varola. Ma che cos'è la varola? Il contenitore, che può essere piccolo o grande che sia, però ci voleva nel contenitore la castagna giusta, e allora la migliore era la 90, e allora si diceva mettiamo la 90 nella varola, mettiamo la castagna 90 nella varola, e qui è rimasto il nome varola. Che cosa abbiamo qui? Questo è il famoso sospiro alla castagna. Abbiamo assaggiato un po' di salumi, un po' di formaggio e delle bruschette, abbiamo assaggiato un po' di tutto. Buono, sì. Grazie al vulcano spento del Vulture, le eccellenze del territorio godono di proprietà organolettiche uniche. Partendo dalla zona collinare di Melfi possiamo trovare l'olio extravergine d'oliva DOP del Vulture, abbiamo le distese di campi di grano e quindi grano duro da cui poi otteniamo la semola con cui facciamo il pane, facciamo la pasta fresca, ma anche i dolci tipici della città di Melfi, tipo il calzoncello di Natale. Il tutto accompagnato dal famoso aglianico del Vulture. Melfi sorge su una collina e il centro storico è racchiuso da una cinta muraria. Melfi ha una storia incredibile, è una città che ha 1000 anni e è stata importante soprattutto in epoca medievale con i Normanni innanzitutto e poi con Federico II, che l'ha scelta per promulgarvi le Costituzioni di Melfi del 1231. Ma è vero che è stato Federico II a importare dalla Turchia la castagna di Melfi? Ma è una di quelle cose a metà tra storia e leggenda. Effettivamente oggi il Monte Vulture, che domina Melfi, è ricoperto di boschi lussureggianti di castagni. A noi piace immaginare che sia stato proprio l'imperatore che tanto amava Melfi ad introdurre qui queste piante. La sagra rappresenta con il marroncino di Melfi una delle meraviglie di questo territorio. Comunica a voi tutti un territorio accogliente, un territorio che vuole ospitarvi, perché questa è gente ospitale. Melfi è un crocevia ed è un crocevia importante anche oggi.